credo che questo applauso valga il saluto del segretario generale Anna Maria Furlan, che è qua oggi con noi, per questo però io devo stare qua un attimo, saluto tutti i consiglieri della CISL Sarda, ma anche gli altri che non ne fanno parte, che ne comprendo la presenza qui per questa giornata importante. Insediamo subito la presidenza, quindi rivolgo al Consiglio Generale la proposta a presiedere questo Consiglio Generale nella persona del segretario generale della UST di Cagliari, che ci ospita, Mimmo Contu. Intanto grazie della fiducia. Oggi è un Consiglio Generale molto importante, chiaramente anch'io rivolgo subito i saluti ad Anna Maria Furlan per la sua importante presenza in una giornata importante e delicata, perché ci accingiamo a fare delle scelte importanti e quindi per questo motivo anche con abbastanza ritardo, oggi partiamo con quasi un'ora di ritardo rispetto alla tabella di marcia, con un ordine del giorno delle dimissioni di Oriani, che come voi sapete anche per quanto riguarda tutti i componenti dell'esecutivo, Oriana è stata nominata copresidente dell'ANOF nazionale, e quindi oggi ci ritroviamo a fare i passaggi formali, i passaggi statutari per le sue dimissioni, la formalizzazione al massimo organismo della CISL Sarda, quindi le sue dimissioni e l'elezione del nuovo segretario generale. Io, detto questo, anche per non perdere ulteriore tempo, visto appunto considerato che è già mezzogiorno, io darei subito la parola ad Oriana Puzzolu per le sue comunicazioni e per la sua relazione. Dopo quasi un mese di giusto e opportuno silenzio, di riflessione, di preparativi con le operazioni di voto che stiamo per iniziare, chiudiamo una pagina della storia della CISL Sarda e ne apriamo un'altra. Non è la prima volta che il segretario generale interrompe anzitempo la sua esperienza regionale, perché è chiamato a incarichi nazionali. Accade 17 anni fa, nel gennaio 99, quando Antonio Uda lasciò il posto a Mario Medde. La nostra organizzazione ha continuato normalmente il suo cammino, senza strappi, proiettata su problemi concreti e non sulle differenze di stile, di idee, di carattere tra l'entrante e l'uscente, nel segno della continuità. Come nel segno della continuità e nell'ancoraggio alle idee forti della CISL è stato per esempio il passaggio del testimone tra Giannetto Lai e Ugo Pinarba, tra Uda e Mario Medde, tra Medde e Puzzolu, una staffetta naturale e indolore, perché tutti quelli che si sono alternati alla segreteria generale erano e sono consapevoli che il loro primato deve essere nel servire, nel mettersi a disposizione di tutti, nel sacrificarsi per il bene dell'organizzazione. Questa consapevolezza rende questi momenti, come quello di oggi, naturali in casa CISL, perché tutti i segretari generali sanno di dover servire solo 3 padroni: i valori della CISL, le regole dell'organizzazione, gli iscritti, soprattutto quelli senza incarichi, i tesserati, veri azionisti del nostro sindacato. Per noi sindacalisti sardi però c'è un quarto padrone: la Sardegna, la sua cultura, le sue tradizioni, le sue specificità, i suoi problemi. Uno dei beni supremi della CISL, lo abbiamo sempre detto, è l'autonomia. Autonomia dal potere politico, dai centri di potere privato o pubblico, dal governo, dalla regione. I programmi sono tutti nostri, non abbiamo condizionamenti. Questo valore quasi religioso dell'autonomia ci ha consentito di non aver paura di dire in modi opportuni, ma qualche volta, lo confesso, in modo importuno, le nostre idee, le nostre critiche. Quando mi dicono che qualche centro di potere è ingoiato amaro,
vuol dire che la critica e la protesta sono state giuste. Vi posso garantire che in questi 3 anni e mezzo molte persone non hanno digerito le nostre osservazioni. Noi siamo il sindacato del dialogo e della contrattazione, della mediazione, ma non a scapito della verità. Non vogliamo perdere nessuna battaglia quando è in palio un posto di lavoro e non accettiamo partite di giro. Rinunciare a questo per non far torto a un politico per poi passare all'incasso su un'altra vertenza, vogliamo invece vincere entrambe le vertenze. Lo stesso tasso di autonomia non è negli altri sindacati confederali, più legati alla politica anche in Sardegna, al punto che al vertice hanno segretari che siedono nelle stanze dei bottoni del partito che ha espresso il presidente della regione. Questo ha comportato, e lo abbiamo sempre discusso nei nostri organismi, sempre e purtroppo in modo accentuato in questi ultimi anni, una politica monca con la giunta. Molte minacce di sciopero generale senza mai organizzato, per non disturbare il manovratore, accontentandosi e costringendo noi a non andare oltre gli scioperi territoriali, ma molto opportuni e giusti, che anche la CISL ha voluto, anzi ha sospinto prepotentemente, perché il malessere dei territori della Sardegna, cara Anna Maria, sono veramente esasperati. Grazie a noi è venuto fuori in quasi tutti i territori dell'isola questo bisogno di protesta e di rivendicazione del bene che noi andiamo a difendere. Noi non siamo cinghie di trasmissione di nessuno. Questa autonomia richiede oggi un supplemento d'anima, perché nei confronti del sindacato è nata una vera e propria campagna di delegittimazione che si infila nelle nostre difficoltà di raggiungere i giovani, nella nostra fatica di trovare un linguaggio adatto a farci ascoltare dai giovani, nei nostri limiti di promuovere il cambio dirigenziale favorendo i nuovi ingressi, approfittando della crisi che tiene lontani dal lavoro i più giovani e fino a qualche tempo fa, ma succede ancora, esclude anche gli anziani. Di questa impotenza scioperante da parte del sindacato la Giunta ne è molto consapevole, al punto che, data una pennellata superficiale agli incontri con le 3 sigle, tanto per salvare la forma, perché questo è stato nel tempo, per il resto va avanti per la propria strada e le cose le apprendiamo dai comunicati stampa e dalle conferenze stampa che l'esecutivo piglia, non si fa mancare quotidianamente, tranne che incontrare il sindacato. L'alto numero di assessori tecnici. Lo stesso presidente è un tecnico, Anna Maria, professore, è una giunta di professori. Ancorché eletto dai cittadini, spiega ma non giustifica, ma diventa un forte alibi politico a non cercare il confronto con i sindacati, perché convinti loro che l'unica idea giusta è quella del tecnico. Lui sa tutto, tutto conosce e tutto decide. Sono passati 3 anni e noi siamo ancora al punto di partenza. Se uniamo questo modus operandi alla concezione liberista di molti assessori, per cui sarà alla fine il mercato a decidere la vita e la morte delle aziende, dimenticando che dentro le aziende ci sono i lavoratori, è facile capire contro quale altro ostacolo il sindacato sardo deve fare i conti, ieri, oggi e domani. La Giunta inoltre approfitta dalla forza che viene da un presidente eletto dal popolo, che se si dimette manda a casa tutto il consiglio. La debolezza di un consiglio che non vuole sciogliersi per 8.000 ragioni economiche costituisce la vera forza della Giunta. Per scuotere questo sistema ibernato in cui le ragioni della politica debole prevalgono quasi sempre sui bisogni e l'emergenza lavoro, la CISL regionale non ha esitato a riunirsi statutariamente sotto la sede del Consiglio regionale. Era la prima volta, Anna Maria, che accadeva in 60 anni di CISL sarda che il massimo organismo di questa organizzazione si riunisse sotto la massima istituzione della regione sarda. Verso la fine di un anno fa abbiamo promosso una forte protesta contro la Giunta, che aveva approvato un disegno di legge che aumentava i ticket sanitari. Ci siamo mossi in sede politica, abbiamo promosso le iniziative conseguenti
e grazie alla CISL il provvedimento è rientrato. Nonostante questi incidenti politici, l'esecutivo continua a navigare, molto a vista, ma continua a tenere il mare. In altri tempi, considerate le forti divisioni esistenti nella maggioranza, perché le conosciamo, i risultati delle ultime elezioni comunali, la stagnazione dell'economia della Sardegna, Presidente e Giunta sarebbero stati mandati a casa. Ma adesso assistiamo alla stranezza di partiti che anziché incunearsi nella crisi del PD aspettano remissivi che essa sia risolta. La storia di questi 66 anni di CISL sarda raccontano la cura dell'organizzazione messa in campo ai vari livelli dell'organizzazione. Sicuramente questi 3 anni e mezzo da segretaria generale sono stati più intensi della mia vita. Decine di incontri, assemblee, tavoli di discussione, molte volte uno di seguito all'altro, di corsa, qualche volta senza badare ai limiti di velocità dei trasferimenti, con un'unica preoccupazione: assicurare la presenza della CISL, far sentire la voce e il contributo dell'organizzazione. I luoghi in cui il segretario CISL di tutti i livelli, di tutte le strutture, si sente a più a suo agio sono le assemblee dei lavoratori. Tra loro le vertenze diventano storie di vita. Il sindacalista tocca con mano le preoccupazioni del padre di famiglia che vede la sua esistenza sconvolta da una decisione aziendale, dai silenzi della regione, dai ritardi di una burocrazia che ancora non riusciamo alla base. Quando il 4 maggio del 2013 ho iniziato questa mia esperienza, insieme con l'impegno a continuare sulle linee di politica sindacale tracciate dalla Confederazione, con le correzioni e gli aggiustamenti dettati dai fatti e dalle nuove situazioni, ho voluto dare anche fisicamente la conferma che il sindacalismo CISL, ripeto, a tutti i livelli, si svolge vicino ai lavoratori camminando al loro fianco. Facebook, social network, SMS, WhatsApp sono opportuni strumenti che accorciano le distanze tra le persone, che consentono velocità di informazione e anche di mobilitazione, ma sono asettici. Fanno scomparire l'empatia, la vera condivisione, il filo rosso che unisce le persone. E soprattutto in queste occasioni assembleari, oltre che nei luoghi di lavoro, che l'essere compagni ritorna alla sua etimologia di companis. Essere compagni, stare vicini, condividere, ascoltarsi, riflettere, decidere cosa fare. Questa cultura associativa è un bene da difendere, sempre e comunque, ma senza nascondere mai la verità. Quando l'anno scorso una forte campagna di stampa rischiava di delegittimare il sindacato CISL a tutti i livelli, la CISL regionale, sulla scorta delle direttive dell'esecutivo nazionale, ha deciso di rendere pubbliche le buste paga e la dichiarazione dei redditi dei suoi segretari. Questa campagna di stampa in Regione Sardegna finalmente è cessata. Credo poi che siamo stati gli unici ad averli pubblicati. Nella nostra organizzazione deve valere quello che vale per la democrazia. Meglio un eccesso di democrazia a un difetto di democrazia. Anche nel sindacato un eccesso di trasparenza è preferibile a un difetto di trasparenza. Una cultura organizzativa che deve passare e trasmettersi, migliorata e ammodernata ai giovani dirigenti. In questi ultimi anni abbiamo visto nuovi quadri dirigenziali lavorare con l'impegno che fare sindacato richiede. Sono convinta che l'attività formativa, che finalmente ha ripreso anche in Sardegna a dare i suoi frutti, costituisce l'università migliore per laureare i dirigenti della CISL. La strada è tracciata, bisogna continuare con coraggio, anche perché dobbiamo valorizzare un fatto importante, cioè che il lavoro ha qualcosa che non può essere vanificato dalla tecnologia e dai nuovi strumenti organizzativi. Questo surplus è la forza sociale, la capacità di dare davvero dignità all'uomo, di renderlo libero e più uomo. Ma la Sardegna, dicevo, è il quarto padrone di noi sindacalisti sardi. Se si guarda retrospettivamente alla storia della CISL sarda, si deve riconoscere che uno dei caratteri distintivi della nostra azione politico-sindacale aveva l'attenzione alle esigenze particolari della Sardegna,
non solamente con riguardo alle emergenze economiche, ma collocando queste dentro le peculiarità che fanno unica, diversa da tutte le altre regioni italiane, la nostra isola, proprio perché è l'unica vera isola dell'Italia. Questo fatto giustifica e suffraga la richiesta della CISL, poi fatta propria anche da altri, del riconoscimento in sede dell'Unione Europea dell'insularità come limite strutturale che l'Europa comunitaria deve aiutarci a superare. Solo di recente si è vista qualche timida iniziativa dei parlamentari europei in questa direzione, ma c'è ancora molto da fare. La mancata continuità territoriale delle merci e delle persone è un ritornello costante. Anna Maria ha provato i ritardi degli aerei stamattina, ripetuto ogni mese e ogni anno dalla segreteria regionale e dai sindacati di categoria. Si tratta di un handicap che gli esperti hanno quantificato pari a 600 milioni l'anno, per non parlare poi della questione energetica, denunciata ogni settimana, ogni mese da almeno 20 anni, e che costringe una regione con 340.000 poveri a pagare più di tutti l'energia per mangiare e scaldarsi. I poveri resi ancora più poveri dallo Stato e dalla stessa regione sarda. Questo isolamento geografico, ma non culturale per fortuna, rende necessario da parte dello Stato e dalla regione, che dovrebbe farsene portavoce, un approccio e un'attenzione diversi verso la Sardegna, perché la specialità non è una voce dal sen fuggita, ma nasce dai fatti, dalla distanza da un centro all'altro, dagli scarsi collegamenti interni, dai limiti della regionalità. Tutto questo, lo diciamo sempre alla Giunta, non si contrasta e si supera in nome della ragione economica, tagliando scuole, servizi statali, ma conservandoli, incrementandoli, non aumentando l'isolamento, ma riducendolo per dare pari dignità a tutti i sardi della Sardegna. La grande dispersione scolastica, che ci pone ancora oggi al secondo posto in questa non brillante classifica italiana, nasce anche da queste condizioni di partenza dei nostri scolari, poi alunni, poi studenti. Non gridate allo scandalo se dico che una buona scuola è più importante di una buona azienda. Ma quanta fatica in questi anni per far passare questi concetti. Noi non ci facciamo impressionare dalle lavagne interattive, dai computer portati in tutte le scuole, queste cose sono proprio utili, ma senza il diritto allo studio realmente praticato e alla portata di tutti sono solo spot pubblicitari, bollicine di una politica che cerca di appropriarsi della scuola per scopi autoreferenziali. E in particolare è la particolarità, la specialità della Sardegna che dovrebbe guidare molte scelte politiche. L'abilità di chi governa dovrebbe saper far sintesi nel rispetto delle caratteristiche, della vocazione, dei singoli territori. Il riconoscimento di questa diversità non piace, invece le lotte dei territori, l'impegno sindacale della CISL, profuso per realizzarli e dare tutto il rilievo che meritano, stanno a dimostrare che la ricchezza regionale è la somma dei patrimoni economici di ogni zona. Chi governa fatica a riconoscere che la Sardegna è una, ma con 23 regioni storiche, 31 regioni geografiche, che hanno una loro propria individualità e caratterizzazione. Le tanto auspicate unioni di comuni non sono altro che l'espressione giuridica di queste regioni storico-geografiche. Avviandomi alla conclusione, penso ancora alla sardità. Il nuovo potentissimo direttore generale della ASL unica regionale è stato ricercato, trovato fuori dalla Sardegna. Il criterio di selezione è stato solamente la competenza unica, superiore, senza uguali, o il profilo è stato costruito con caratteristiche tali da escludere fin dal principio che potevamo scegliere un manager sardo? Avere un manager sardo, perché del tutto estraneo alla politica, al sistema sanitario sardo, alle conoscenze maturate nell'isola, cioè in tutta l'isola non ci sarebbe neppure un dirigente sanitario al di sopra di ogni sospetto e non influenzabile? Se così fosse, facciamocela la riflessione, siamo veramente mal ridotti. Oppure un dirigente non sardo, per non avere condizionamenti affettivi nel porre mano alla scure
con cui far quadrare i conti, e questo accadrà. Oppure un dirigente non sardo per eliminare senza ripensamenti, scrupoli, piccoli ospedali, realtà sanitarie locali, passando indenni sulla testa di sindaci, sindacati e proteste popolari. È accaduto. Una politica con i peli sullo stomaco, insensibile alle richieste dei cittadini, sorda ai suggerimenti del sindacato perché non glieli abbiamo dati, non può essere accettata. Qualcuno ha parlato di crisi nel sindacato, del movimento dei lavoratori. La CISL in questi anni dimostra il contrario. Ha lavorato perché si vedesse, in questa Sardegna soprattutto, devastata dalla crisi economica, che un'alba nuova è possibile, che dentro un tunnel si vede una luce. Basta saperla cercare con umiltà, rispetto, senso del dovere, mettendo al primo posto i valori, il lavoro e i lavoratori. L'ultimo passaggio del mio intervento è quello d'obbligo di ringraziare. Io credo di ringraziare tutto il gruppo dirigente della CISL Sarda per il sostegno in questi 3 anni, ma permettetemi ora un'eccezione che va sicuramente non solo per questi 3 anni, ma per i 18 precedenti, le collaboratrici dell'USR e i collaboratori, Roberto, Dada, Rosanna, Floria, Ornella, Roberta, con cui abbiamo un vissuto di tanti anni e che davvero, Anna Maria, come in tutte le grandi organizzazioni, le strutture che sono fatte di collaboratori sono i veri pilastri per il mantenimento delle nostre organizzazioni, e loro hanno avuto tanta pazienza anche con me perché qualche volta si sfarfalla. A Mario Girao, che ha tradotto i miei pensieri giornalisticamente, a cui devo dire grazie perché molte delle cose che ho voluto dire le abbiamo dette nella forma migliore e anche nel buon italiano, perché no. A tutti i ragazzi dei servizi che ho seguito da tempo, ancora prima di essere segretario generale, non li cito perché sono tanti, ma tutti i ragazzi dei servizi dell'INAS e del CAF, che hanno fatto in Sardegna un fiore all'occhiello della CISL Sarda per essere i primi servizi autorevoli in termini di risposta ai bisogni delle persone, dei nostri iscritti e non solo. A tutti quei dirigenti, ne vedo alcuni qua che non sono segretari generali né componenti di segreteria, ma tutti quelli a cui abbiamo chiesto in momenti importanti della nostra organizzazione di farsi servizio d'ordine, di rendersi disponibili per organizzare le manifestazioni, che sono stati invisibili nei momenti, come dire, di grande apparizione, ma che erano lì e che sono tanti, non li cito perché sono veramente tanti, e l'organizzazione ha tanti di questi volontari, Anna Maria, in Sardegna. Ne vado orgogliosa per averli conosciuti e trovati. E poi, infine, ringrazio la mia famiglia, anche perché andare a Roma, a loro chiedo un sacrificio maggiore. Grazie. Me lo voglio leggere perché non voglio emozionarmi anch'io, perché oggi è una giornata un po' carica e non voglio dilungarmi. Allora, in quanto oggi padrone di casa, a nome del Consiglio Generale della CISL Sarda, interpretando il pensiero di tutti, ti formulo un grande grazie per il tuo lavoro fatto dentro la CISL. Non solo nei 3 anni e mezzo di segretario generale, ma anche per quasi 30 anni di lavoro sindacale svolto, sempre con grande entusiasmo. Anzi, l'entusiasmo e la voglia di fare, di buttare il cuore oltre l'ostacolo, sono stati la cifra di un incarico da te svolto. Se guardo il tuo percorso sindacale, mi sembra di poter dire che sei una predestinata. Hai mosso i primi passi in via Ancona, proprio nel pianeta immigrazione. Sei passata a più importanti incarichi di responsabilità, ma il sociale è rimasto nelle tue corde e tra i principali tuoi interessi. A sociale ritorni in prima linea in un'esaltante avventura ricca di prospettive
per preparare, a me sembra, un'autentica rivoluzione culturale e sociale, quella dell'integrazione e dell'inclusione sociale dei popoli e dei senza diritti. E sai quanto in Sardegna noi viviamo questo problema. L'ANOF, sotto la tua guida, non potrà che migliorare e diventare ancora di più l'artefice di civiltà nel nostro paese. Auguri veramente di buon lavoro. Grazie. Bene, allora, normalmente dopo una relazione si dovrebbe aprire il dibattito, però noi sappiamo che proveniamo da un esecutivo, c'è una discussione, mi sembra che la relazione di Oriana abbia giustamente tracciato parte dell'attività svolta, in particolare in questi 3 anni. Noi dobbiamo mettere in atto subito una serie di adempimenti, poi chiaramente se ci saranno delle dichiarazioni di voto, anche un saluto, però ecco, io chiedo, ma ve lo faccio proprio personalmente, è giusto qualche intervento, perché chiaramente se poi dovessimo aprire un dibattito il tempo non ce lo consentirebbe, però siccome oggi è una giornata particolare ci saranno sicuramente delle dichiarazioni, ci sarà qualche intervento anche per quanto riguarda una proposta anche per il successore del indicato e che poi proporremo a questo Consiglio Generale. Detto questo, però, devo fare subito un adempimento, perché dobbiamo insediare immediatamente la commissione elettorale. Nel frattempo poi è arrivata una comunicazione di Mario Marras, il segretario generale della FLAE CISL, che in una lettera che metteremo agli atti dei lavori odierni si scusa perché un impegno inderogabile non gli ha consentito di partecipare ai lavori odierni, e quindi ha consegnato una lettera alla segreteria spiegando le ragioni e chiaramente esprimendo anche il suo apprezzamento sia per Oriana e per la persona che comunque scaturirà dalle elezioni di questo Consiglio. Io direi di insediare subito, noi vi facciamo una proposta della Commissione elettorale e proponiamo a questo Consiglio Generale i nomi di Vanna Spano, segretario generale della FNP di Sassari, Francesco Pira, segretario regionale della FAI regionale, e Tony Usai, segretario componente della segreteria Usto e segretario della FP dell'Oristanese. Ecco, se siete d'accordo, chiaramente proponiamo anche la presidenza per quanto riguarda Vanna Spano, che essendo anche la persona di più esperienza è giusto che la indichiamo come presidente. Quindi a voi la votazione. Grazie della fiducia. Io direi la Commissione di insediarsi immediatamente, perché ci sono una serie di adempimenti statutari da mettere in atto velocemente. Quindi io apro per qualche brevissima dichiarazione, per qualche brevissimo intervento, con l'invito per cui insomma vi ho rivolto precedentemente. Prego. Luciano, diamo un attimo la parola a Luciana, poi vado subito a te. Forse è un intervento. Ok, benissimo. Luciana poi segretario dei medici. Timoteo Baranda. E poi solo un minuto, perché capisco che ci sono un sacco di adempimenti importantissimi da fare, ma non potevo perdere l'occasione, visto che Oriana adesso partirà a Roma, per salutarla e per ringraziarla per tutto il lavoro che ha fatto per noi medici. Io personalmente, a parte la categoria che naturalmente mi ha detto di portare questi ringraziamenti e tutti gli auguri possibili e immaginabili, ma io personalmente sono cresciuta sindacalmente con Oriana e quindi veramente un bacione e i complimenti alla Furlan che se l'è portata via, che se l'è acchiappata. Grazie a tutti. Molto. Mi raccomando, 2 minuti. Penso che vorrà approfittare anche per dirci un po' dello sciopero. No.
chiesto, ringrazio la Presidenza, ho chiesto 2 minuti per approfittare certamente a fare gli auguri di ringraziamento per il lavoro svolto ad Oriana e un augurio di un proficuo lavoro, diciamo così, che non ho dubbi che possa portare risultati, diciamo così, in un mondo dove la sta proiettando. Detto questo, proprio 2 minuti, richiamo, così come ho detto ai colleghi all'ultimo esecutivo, l'attenzione, anzi chiedo proprio fattivamente, quindi fisicamente, il giorno 4 di novembre, che c'è uno sciopero nazionale di categoria, dove ci sarà una grande manifestazione a Roma, ma noi come Sardegna stiamo organizzando a 5, manca solo la UIL che si è sfilata all'ultimo momento, dopo aver condiviso tutto il percorso, nell'agitazione, diciamo così, con una fermata in tutta Italia delle poste. Perché questo? Non è uno sciopero qualunque dei postali, certamente, è uno sciopero dei postali, è uno sciopero che Anna Maria adesso è impegnata con i giornalisti, ma che condivide, e siamo in linea con quelli che sono gli indirizzi della Confederazione. È uno sciopero contro la privatizzazione, la quotazione in borsa, quella quotazione che vuole fare anche per altre aziende questo governo e che la CISL non condivide. Parlo delle poste. Noi abbiamo già fatto quest'anno, all'inizio dell'anno, il 35% di quotazione. Un secondo decreto che è sospeso vorrebbe quotare l'azienda e quindi perdere il controllo pubblico. A questo punto l'azienda va in mano ai privati e per tutto quello che sta succedendo nelle grandi aziende, cito solo, ma non voglio entrare in altri campi, ma ne cito solamente uno per ricordare di che cosa si va incontro: Telecom, la privatizzazione di Telecom. Cos'è oggi Telecom? Poste è considerata un'azienda dello Stato o la migliore azienda dello Stato e vogliamo che rimanga in mano pubblica, non in mano ai privati, perché è un'azienda che fa utile ogni anno. È come si suol dire, che hanno coniato che è una gallina che fa le uova d'oro. Quando tu vendi la gallina, le uova non le puoi più cercare perché non ci sono più. E allora a questo punto si perde il servizio sociale nei paesi, si perde il servizio anche dei risparmi. Se non interessa, io capisco tutto, guardate, capisco tutto. Però poi andiamo a cercare colpa di Renzi, colpa di Berlusconi, colpa di Grillo. È colpa nostra. È colpa nostra. Io stamattina sono reduce da un'assemblea fortissima, partecipatissima a Sassari. Io dalle 8 alle 9:30 per un'ora e mezza ho parlato a Sassari, sono qua perché volevo che ci fosse Anna Maria nel momento a sentirmi, ma mi ha già sentito fuori, le ho già detto, le ho già dato il feedback. In tutta Italia siamo mobilitati perché abbiamo forti preoccupazioni, perché questa azienda, l'azienda leader in Europa, è l'unica azienda di poste che chiude i bilanci in positivo, in attivo, fortemente in attivo, e questo governo le vuole vendere sulla pelle di tutti i cittadini d'Italia. Non è un problema dei postali, che certamente anziché 140.000 arriveremo a 100.000 e ne avranno, come dire, dismesso 40.000. È un problema di servizi, è un problema di continuità e dare servizi ai cittadini, quelli che oggi non ci sono più. Certo che stiamo arretrando, e il mondo della scuola lo sta ad indicare, il mondo della sanità lo sta a indicare, quello dell'energia. Oggi siamo nelle condizioni, ho detto stamane all'assemblea, in tutte le assemblee, ne ho altri 2 stasera e ho finito. Stavo coniando, mi hai rotto le calze. Dicevo e chiudo ai colleghi in assemblea: il futuro è nelle nostre mani. Ho terminato, grazie. Giusto e doveroso dare la parola a Timoteo, perché quando ci sono vertenze penso che siano prioritari su tutto. Allora ha chiesto di intervenire Piero Alba. Io voglio intervenire solamente per... Alto. Va bene, sì.
Voglio intervenire solamente perché abbiamo votato testé una commissione elettorale, condivido, quindi mi rivolgo al Consiglio Generale, condivido la parte iniziale della relazione svolta da Oriana Buzzurro, quando dice che tutti i cambi nella CISL sono venuti, pur con le specificità di ciascun segretario, nel segno della continuità. Ritengo che dovremmo essere coerenti anche adesso, e proprio per il segno della continuità io mi sento di dire che l'amico Ignazio, componente della segreteria, sia in condizioni di seguire questo mandato. Grazie. C'è qualche intervento di indicazione di voto? Perfetto, allora io direi, siccome la commissione elettorale ormai è insediata, io non la vedo, probabilmente stanno già iniziando a dove sono? Come? Non sono ancora pronti? Vabbè, stanno praticamente venendo la, scusate, no, abbiate pazienza perché sì, allora, siccome questa è una fase delicata, chiaramente oggi è un consiglio generale che insomma ci sono anche tantissimi dirigenti che, scusate, abbiate pazienza perché insomma ci sono anche molti dirigenti che non fanno parte degli organismi, quindi tra qualche istante la commissione elettorale prenderà possesso della presidenza e farà, come dire, comunicherà le modalità per il voto, perché la chiamata verrà fatta nominalmente per ogni componente del Consiglio Generale, che ritirerà la scheda e poi verrà richiamato in base all'elenco del Consiglio Generale dopo aver espletato appunto il voto che sarà messo. Quindi le operazioni avverranno in questi termini. Praticamente, come vedete, la presidenza l'hanno lasciata totalmente in mano a me, quindi facciamo un colpo di tavola. Adesso come rientrano trovano tutta l'altra cosa di moda. Allora facciamo una segreteria diversa, così Edoardo, mentre il segretario, dai, vieni qui alla presidenza. No, vabbè, dai, mi sembra che io mi fermo per votazione, l'accettazione. Scusate, scusate un attimo, se no ci facciamo prendere un po' dall'orario eccetera, però siccome dobbiamo fare tutte le cose formalmente e in base allo statuto, prese anche dalla... Scusate, però vi chiedo veramente 10 minuti perché capisco che... Allora, siccome gli adempimenti statutari vanno fatti in base alle norme e ci sono le dimissioni del segretario generale, le dimissioni vanno approvate dal Consiglio Generale. Quindi vi chiedo formalmente, per alzata di mano, chiaramente, chi è d'accordo alle dimissioni, alzi la mano, giù la mano, chi si astiene, chi è contrario. Benissimo, sono state approvate all'unanimità, questo era un adempimento statutario da fare, vi ringrazio. Adesso aspettiamo, la commissione sta acquisendo gli atti, qualche minuto. Alla votazione, seguendo l'ordine alfabetico, distribuiremo la scheda. Poi ci sarà la seconda chiamata per la consegna della scheda nell'urna. Siamo bene? Partiamo? Allora, intanto ringraziamo il lavoro della Commissione elettorale. Molto bravi. Allora,
Vi comunico i dati delle elezioni. Allora, votanti 96, bianche 7, nulle 1, Ganga 88 voti. Quindi facciamo gli auguri al nuovo segretario generale della Repubblica. La parola a Ignazio. Le radici sono la forza della nostra appartenenza, i valori, la sicurezza, il futuro affondano in profondità nel terreno della nostra storia, delle nostre relazioni, si aprono sul tronco verso il cielo, verso l'orizzonte della luce, cui rami in piena libertà si intrecciano verso il futuro in tante traiettorie, emozioni, desideri su cui spendere le migliori energie. Amiche e amici, la CISL sarda affonda le radici nell'eredità profetica di quella stessa CISL di Pastore di Romani, che oggi ha il privilegio di essere guidata da Anna Maria Furlan, che ringrazio della sua presenza nella nostra terra. Si situa in un momento significativo per il protagonismo della nostra organizzazione, a pochi giorni dalla firma dell'intesa sulla previdenza, che segna una svolta fondamentale su temi impraticabili fino a poco tempo fa e riapre nuovi e positivi scenari per tanti nostri corregionali, molti dei quali esodati e pensionati, testimoniando che è sulla solidarietà fra le generazioni che si rende grande questo Paese. Ringrazio il Consiglio Generale della CISL sarda per la fiducia e per l'onore di attribuirmi questa delicata responsabilità, rivestita prima di oggi da importanti sindacalisti che hanno lasciato una traccia nella storia di quest'isola: Giannetto Lai, Ugo Firalba, Antonio Uda, Mario Medde e Oriana Puzzolo. Della mia esperienza sindacale, alcuni di loro presenti in sala, che continua ad accompagnare il percorso dell'organizzazione in Sardegna, come vorrei esprimere un pensiero per i militanti e i dirigenti che non sono più fra noi, ma che portiamo tutti, nessuno escluso, nei nostri cuori. Permettetemi in questo delicato momento della mia vita un pensiero per mia moglie Monica e per Davide, che con affetto e soprattutto senza condizionamenti mi consentono di vivere con passione questa esperienza. Ma un ringraziamento speciale va a tutte le iscritte, a tutti gli iscritti, alle delegate, ai delegati, agli RSU, ai responsabili locali FNP di questo grande sindacato dell'autonomia che è la CISL sarda, espressione popolare di donne e uomini del lavoro, di giovani e anziani che crescono insieme condividendo storie, ideali, passioni ed esperienze. Un'avventura che lega la nostra organizzazione alla gente e alle comunità di quest'isola, che si consolida nel tempo attraverso una meravigliosa conciliazione umana fra coloro i quali esprimono un problema e chi si mette a disposizione per provare a risolverlo. Ciò mentre nell'isola una lunga crisi tarda ad arrestarsi, il sistema produttivo non ha mai sofferto come ora, continuando a sopportare chiusure e licenziamenti che disegnano un mercato del lavoro somigliante sempre più a un iceberg alla deriva, sul quale attendono l'esito del proprio destino troppe persone. Una circostanza che registra un aumento della sofferenza sociale dei sardi, con nuove povertà che si aggiungono alle vecchie. Condizioni asseverate dai più recenti dati Istat, che confermano ancora per la Sardegna l'allarme disoccupazione. Una circostanza acuita dalla difficoltà del sistema delle imprese a ripartire. Nel contempo,
mentre sono riprese le costruzioni di nuovi muri, una catastrofe umanitaria è davanti ai nostri occhi e il Mediterraneo è diventato la frontiera più insanguinata della storia. Tutto questo, amiche e amici, avviene non lontano da questa sala. La costa africana dista appena 227 km, 11 in meno della penisola, una prossimità vera inferiore a una percorrenza fra Cagliari e Olbia. Uno spazio che ci aiuta a comprendere che i problemi dell'Africa non sono così remoti e che all'interno di questo grande flusso migratorio che attraversa anche la Sardegna sono coinvolti con le debite distinzioni molti dei nostri giovani alla ricerca di un'occupazione che nell'isola tarda ad arrivare. Quei giovani e quelle donne, diplomati e laureati, che perdono il tempo dell'energia creativa nella dipendenza materiale dei più anziani, giovani a cui vorremmo affidare le redini del riscatto della nostra terra e per l'affermazione dei quali la CISL sarda sarà sempre al loro fianco. Cose, amiche e amici, spetta anche alla CISL farsi carico di accendere una nuova luce di speranza, della consapevolezza che la grande battaglia sul diritto della nostra gente a un futuro libero dalle disuguaglianze continua ad essere quanto mai attuale e necessaria. E in questo momento storico particolarmente delicato per l'isola, che andremo a vivere la nuova esperienza della CISL sarda, in un momento in cui le attenzioni risultano spesso distratte rispetto alle aspettative dei lavoratori, dei disoccupati, delle famiglie, dei giovani, delle imprese, dei pensionati, che sempre più di frequente invocano politiche ispirate a una vera equità a favore delle componenti della società sarda che hanno già pagato e continuano a pagare un prezzo non più sopportabile. L'esperienza di questi ultimi tempi ci porta a considerare che il nostro vero problema sia l'assenza di un grande sogno collettivo che metta insieme le aspirazioni dei territori, delle comunità dell'interno e di quelle costiere, delle grandi realtà urbane e dei centri minori, dei ceti produttivi e delle forze del lavoro, dei pensionati e delle pensionate, come fu alla fine degli anni 50 e ai primi anni 60. Se non ci fosse il diritto di sognare, tutti gli altri diritti morirebbero di sete, disse qualche tempo fa un insigne sociologo, ed è per questo che continueremo a mettere in campo tutti i nostri sforzi per rilanciare l'idea di una grande occasione di riscatto e di riequilibrio di quest'isola, offrendo il nostro contributo per una nuova e possibile stagione di rinascita economica e sociale, una via alta allo sviluppo fondata sul lavoro, sull'emancipazione sociale e sulla partecipazione popolare, che trovi la sua origine dal basso, dalle realtà locali e dalle vocazioni dei luoghi. Una ripresa economica da favorire attraverso il rilancio degli investimenti, l'espansione del mercato interno, il sostegno alle esportazioni, la lotta allo spopolamento e all'abbandono dei territori dell'interno in un rinnovato quadro di coesione e di legalità, da ricercare attraverso un nuovo grande patto capace di coinvolgere l'intera comunità regionale, nel quale il tema del rapporto fra lavoro e sviluppo economico dovrà poter assumere un rilievo fondamentale e utile a ricostruire una società sarda che affidi il proprio futuro e quindi l'uscita da questa situazione al senso civico, ma soprattutto alla meritocrazia. Aspetti che sollecitano un forte protagonismo della CISL sarda, a partire dal rilancio delle vertenze storiche, del settore metalmeccanico, della chimica, dei trasporti, dell'energia, dell'edilizia e dei servizi, che dovranno continuare a trovare il massimo riscontro nella vertenzialità con Regione e Stato. Aspetti che ribadiamo alla presenza della nostra segretaria generale Anna Maria Furlan, riproponendo una linea sindacale improntata fin da subito a una rinnovata intransigenza in ordine a un piano straordinario per la gestione e il superamento delle emergenze dell'isola, che potranno contare fin da oggi in un ruolo attivo del segretario generale della CISL. Regionale capace di incidere sulle criticità di quest'isola, non escludendo la promozione di un'azione di mobilitazione e maggiore convergenza col progetto della Confederazione Nazionale sul fronte delle politiche ridistributive, prima e fra tutte la questione fiscale, contrattuale e sociale, rispetto alle quali la CISL sarda plaude al ruolo propulsivo della nostra Confederazione
nella convinzione che dopo la modifica della legge Fornero sul fisco si giochi l'equità e su questa il nostro essere sindacato. Appuntamenti fondamentali anche in Sardegna, per una CISL che nella complessità delle relazioni unitarie non ha potuto andare oltre un'azione di denuncia, anche per una manifesta difficoltà interlocutoria con una giunta regionale finora poco incline al confronto. Un confronto da rilanciare con pazienza ma con altrettanta determinazione, alla ricerca di una nuova via utile a rafforzare le condizioni di giustizia sociale per quest'isola. È naturale che per sostenere le ragioni di un confronto complesso come quello appena accennato, la Cesarda dovrà darsi al più presto una segreteria necessaria a rafforzare il progetto politico dell'organizzazione, aspetto che mi vedrà impegnato fin dalle prossime ore per arrivare a un quadro condiviso in tempi brevissimi. Come sarà mia cura assicurare insieme a tutti voi un convinto sostegno al progetto politico della CISL confederale e della segretaria generale Anna Maria Furlan, secondo lo stile leale dei nostri progenitori nuragici, costruttori di torri ma anche indomiti guerrieri. Aspetti che richiamano all'impegno per una nuova e propositiva stagione dell'organizzazione in Sardegna, capace di rinsaldare il tessuto della CISL in un clima positivo fra USR, UST, categorie, enti, associazioni di emanazione sindacale, dirigenti sindacali e associati. Un'attenzione tesa a rinforzare la coesione, le relazioni interpersonali, consolidare un ambiente sereno, favorevole e di reciproca condivisione, ma soprattutto teso a privilegiare il gioco di squadra all'interno degli organismi della CISL sarda. Una sensibilità che non potrà prescindere da un'oculata politica dei quadri e da una visione strategica capace di espandere la nostra rappresentatività alle nuove frontiere del lavoro e del sociale, che sollecitano anche la CISL sarda a un investimento sul sindacato territoriale e aziendale. Per questo condivisione, contrattazione, corresponsabilità, partecipazione, solidarietà, comunione e soprattutto confederalità continueranno a rappresentare le parole maestre che ci hanno accompagnato nel tempo e che identificano la CISL di ieri con quella che cercheremo di costruire insieme. Quella nuova CISL che abbiamo ridisegnato con Anna Maria e con la segreteria confederale in occasione della conferenza programmatica di Riccione. A noi il compito di reinterpretare anche qui in Sardegna una CISL di prossimità, più sobria, meno burocratizzata, trasparente, accogliente, attenta alle aspettative di chi mensilmente ci conferisce la propria delega di rappresentanza. Un ambiente inclusivo e utile a promuovere il rilancio dell'azione sindacale per far traguardare alla CISL della Sardegna il ruolo di stimolo storicamente esercitato nello scenario politico e sociale dell'isola, ben consapevoli che non basta il respiro corto di una buona legge di bilancio in Sardegna o di una buona legge di stabilità a Roma per tornare competitivi. Serve molto di più, servono politiche produttive vere, serve più industria, più telecomunicazioni, più infrastrutture, più trasporti, più servizi pubblici, più scuola e tant'altro ancora. Purtroppo quello che è mancato in Sardegna in questi anni è stata una strategia che guardasse al futuro, nella consapevolezza che la politica del giorno per giorno non paga. Temi più volte sollecitati dalla CISL sarda che saranno gli orizzonti delle nostre prossime rivendicazioni utili a far uscire la Sardegna dall'attuale situazione di stallo. Temi come il rilancio della crescita che trovi riscontro in un uso migliore delle risorse regionali e comunitarie e che richiami una radicale discontinuità rispetto all'andamento fortemente deficitario dei precedenti cicli di programmazione. Le politiche dei trasporti, con un'attenzione specifica al palese indebolimento di importanti centri per la mobilità regionale, pensiamo all'aeroporto di Alghero, che auspicherebbe un'azione di rilancio del confronto col governo centrale e con l'Europa su interventi utili a migliorare le condizioni di mobilità per cittadini e imprese dell'isola e per favorire i flussi turistici al fine di ottenere l'atteso riconoscimento dello status di insularità che pareggi le condizioni competitive rispetto alle regioni in vantaggio per prossimità territoriale. Il futuro degli assetti industriali, capace di superare le troppe emergenze, impegnando governo e regione in una forte azione utile a difendere, rafforzare e espandere la struttura produttiva.
il potenziamento del sistema agricolo, forestale e ambientale attraverso un uso oculato dei fondi del piano di sviluppo rurale, le politiche attive per l'occupazione e la garanzia delle tutele per i lavoratori espulsi dalle oltre 2000 realtà in crisi, la questione tributaria, solo parzialmente compensata dai recenti accordi sulle entrate erariali che non possono chiudersi nello stile di un condono tombale a carico della Sardegna, la riforma della regione, completamente omessa nell'intervento di riassetto del quadro istituzionale intermedio, utile a trasferire funzioni e risorse ai territori, che dovrà trovare la propria sintesi in un processo di innovazione della struttura burocratica, in grado di contenere i tempi delle procedure decisionali e accompagnare le politiche per la ripartenza. Il riordino della formazione professionale all'interno di un più ampio quadro di riforma del sistema dell'istruzione regionale, alla luce del pericoloso innalzamento al 25% del tasso di dispersione scolastica, 12 punti in più della media europea, e del calo delle immatricolazioni all'università, che contribuiscono a generare fra i giovani di quest'isola gravi forme di esclusione sociale e culturale. Il rafforzamento delle politiche di inclusione per sostenere l'attuale armamento socio-sanitario assistenziale, frutto delle grandi battaglie sindacali del passato, e l'adozione di un piano pluriennale di rilancio degli interventi infrastrutturali che insista sulla viabilità, sulle reti, sugli interventi di bonifica ambientale, sulle attività di prevenzione dalle calamità naturali, e le politiche del credito e di sostegno allo sviluppo, finalizzate al recupero della relazione fra banche ed economia locale, sempre più allentata dagli effetti della recessione. Questi, amiche e amici, sono aspetti che confermano il bisogno di una scossa per la nostra isola, considerazioni rispetto alle quali siamo convinti che non basti più un'ordinaria amministrazione. In questo senso siamo dell'idea che giunta regionale, imprese e sindacati debbano entrare in una fase operativa capace di dare gambe al patto di 2,9 miliardi di euro stipulato con lo Stato lo scorso 29 luglio, sul quale dobbiamo poter registrare dal governo centrale risultati in tempi brevi. Diciamo questo consapevoli del fatto che se quell'accordo verrà onorato, e noi abbiamo tutto l'interesse a che ciò avvenga, alcune delle criticità surichiamate, come la continuità territoriale, la compensazione del gap energetico, l'aggiornamento tecnologico della rete ferroviaria, il rafforzamento dell'infrastrutturazione primaria, compresa quella idrica e sanitaria, potranno provare a trovare una soluzione. Questo insieme a misure di sostegno alla risorsa umana, ossia a favore dell'istruzione, del welfare, ma soprattutto del lavoro. È naturale che l'esperienza ci porta a valutare il tutto con estrema razionalità, perché sappiamo che per la Sardegna a fine luglio si è aperta una strada, e perché questo patto possa essere portato all'incasso occorrerà ancora molto impegno, anche dalla nostra parte, ciò nella consapevolezza di aver atteso invano gli esiti di molte altre intese istituzionali, di altri accordi per lo sviluppo regionale e locale, ed in tal senso ci faremo carico di promuovere al più presto un'iniziativa sul tema. Ma oltre a invocare misure straordinarie, siamo anche dell'idea che vada riproposto il nostro contributo affinché in questa regione inizi a funzionare l'ordinario, a iniziare dalle politiche di bilancio, utili a velocizzare i centri di spesa ancora incapaci di incidere favorevolmente sulla ripresa dell'economia regionale, questo nonostante il recente processo di armonizzazione contabile. Ma il protagonismo della Celsarda dovrà essere espresso anche per aiutare a recuperare un preoccupante deficit di identità di una regione dirigistica e accentratrice che non regge le sfide di questo tempo e nei fatti esprime sensibilità distanti dai grandi valori voluti a cardine dello Statuto dei Padri dell'Autonomia, sulla pari dignità e sul riequilibrio sociale e territoriale. Un'istituzione che dovrà sostenere meglio i rapporti con lo Stato e soprattutto con l'Unione Europea, condizione che non potrà prescindere da un progetto partecipato utile a riconsiderare la revisione della Carta autonomistica, figlia di un periodo in cui l'Europa apparteneva ancora ai sogni di Spinelli e di Rossi. In tal senso pensiamo che vada messa in campo una nuova e diversa idea di regione, imperniata sulla partecipazione, sull'identità, sulla cultura, sulla conoscenza, sulla ricerca, sull'innovazione,
dimensioni fondamentali per far affermare la nostra isola negli scenari sovranazionali. Amiche e amici, ho provato a tratteggiare alcune pennellate rispetto a un quadro di esigenze che vanno oltre le riforme messe in campo dal governo regionale, sulle quali abbiamo offerto il nostro contributo e a volte espresso anche le nostre perplessità e le nostre contrarietà. Interventi come l'ASL unica, il riordino degli enti locali, la nuova agenzia del lavoro, importanti, ma non sempre all'altezza di dare risposta agli affanni della gran parte dei nostri rappresentanti. Per questo, a costo di essere monotoni, ritengo che dobbiamo insistere affinché, insieme al dibattito su sviluppo e produttività, si apra anche quello sul welfare regionale e locale, tema che si confà un modello sociale nuovo per quest'isola, alla quale la lunga crisi ha fatto cambiare pelle, a iniziare dall'aumento dell'indice di invecchiamento della sua popolazione, una sfida importante che non potrà non riscontrare un ruolo attivo della USR insieme alle strutture territoriali e alla nostra federazione dei pensionati, attraverso una fortissima riproposizione della contrattazione sociale con gli enti locali e col sistema sanitario e socioassistenziale sardo. Concludo con alcune sensibilità che ho raccolto su un recente articolo di giornale. Se c'è fiducia reciproca, se l'equipaggio è motivato e solidale, se il clima è del tipo siamo tutti sulla stessa barca, allora le speranze di superare la burrasca sono buone. Se al contrario prevalgono timori e sospetti, se si pensa che le scialuppe e i giubbotti di salvataggio non siano sufficienti per tutti e se la parola d'ordine diventa si salvi di chi può, è sicuro il naufragio. Un esempio calzante per inquadrare la situazione di un'isola che non può permettersi un'elite che viaggia nelle cabine di prima classe e troppo popolo ammassato nelle stive. Ecco, noi pensiamo che sia nostro compito ritornare in quelle stive e raccontare ai passeggeri di terza classe che per loro c'è ancora un futuro possibile, che ancora insieme si può lottare e sperare, e per questo continueremo a consolidare il legame con la gente, lavorando per unire quello che è stato diviso, per ritessere le reti di coesione e di solidarietà a partire dai luoghi di lavoro, per strada, nelle piazze, nei mercati e nelle periferie di questa regione. Diceva molti anni fa il grande De Gasperi: si parla molto di chi va a destra e di chi va a sinistra, ma il decisivo è andare avanti, e andare avanti vuol dire andare solo verso la giustizia sociale. Ecco, per tutto questo non esiteremo a impegnare a schierare la nostra CIS, consapevoli che l'utopia di una società più giusta e umana, ricca di opportunità, fatta di uguaglianza e di solidarietà, pulsa nella coscienza e nel cuore di tanti cislini sardi e si materializza ogni giorno nelle loro pratiche. Per questo ci spenderemo per affermare anche nel futuro un'organizzazione autorevole, competente, rappresentativa, che continui a parlare al cuore della gente di quest'isola con il linguaggio della verità. Viva la CIS, viva la CIS! Bene. Ringraziamo Ignazio del suo primo intervento che, se pur breve, molto, come dire, ci dà un'idea di che cosa saranno gli altri. Allora, io direi a questo punto, chiaramente poi ci saranno i momenti in cui si continueranno a esplicitare gli auguri personali per Ignazio, eccetera. Io darei subito la parola ad Anna Maria Forlan per il suo intervento. Ringraziamo. Allora, una bella giornata per la CIS della Sardegna e per la CIS, perché il rinnovo del gruppo dirigente è, scusate, sto combattendo una battaglia non di poco conto, il rinnovo del gruppo dirigente è sempre un momento importante e quando si fa in questo stile lo è 2 volte di più.
e credo che si debba a tanti fattori. Il primo, il fatto che ognuno di voi ha vissuto con il giusto orgoglio il fatto che Oriana venga a Roma a ricoprire un incarico davvero importante per la CISL, e questo è premiante per il lavoro che lei ha fatto in tutti questi anni che avete ricordato, per la sua professionalità ma anche per le sue caratteristiche umane, come è importante nella nostra organizzazione, ma anche premiante per il lavoro che tutta la Sardegna ha fatto, tutta la CISL della Sardegna. Io ho consistito davvero tanto con Oriana, mi scuso anche un po' con lei per l'insistenza che ho avuto perché lei accogliesse questa nostra e questa mia proposta, e sono davvero contenta che alla fine l'abbia accolta. Una sfida nuova, anche se nelle tante cose che lei ha fatto negli anni c'è anche il tema dell'immigrazione e dell'integrazione, ma nuova perché non c'è ombra di dubbio che questo sarà uno degli aspetti che caratterizzeranno molto più di altri quello che sarà il nostro modello e il nostro fare sindacato. Il tema del migrante, il tema dell'accoglienza, il tema dell'integrazione, il tema dei diritti di cittadinanza dei migranti, molti dei quali nascono sul territorio nazionale, quindi sono italiani e italiane esattamente come ognuno di noi. È una delle grandi frontiere che noi abbiamo davanti. È una frontiera non fisica, ma è una frontiera importante dal punto di vista culturale e anche economico. Si parla troppo poco di questi aspetti. Sono già oggi centinaia di migliaia i pensionati e le pensionate italiane che grazie ai contributi dei migranti e delle migranti che vivono e lavorano nel nostro paese hanno la pensione pagata col metodo che noi abbiamo. Ecco, i versamenti attuali, e quando i versamenti attuali già oggi degli immigrati e delle immigrate che lavorano sul territorio italiano ci consentono di pagare le nostre pensioni e per i nostri uomini e le nostre donne, io credo sia un fatto di estrema importanza che ci dà anche la cartina al tornasole di quante stupidaggini, per non dire parole molto più forti, si odono sul tema dei migranti nel nostro paese. Quindi una sfida culturale credo davvero importante. E Oriana insieme a voi ha condotto molto bene il cambio del gruppo dirigente e l'entusiasmo e anche il grande consenso che avete giustamente riconosciuto in Ignazio ne è una testimonianza. E noi abbiamo bisogno di bravi dirigenti che abbiano grande competenza e grande esperienza, come Ignazio sicuramente ha e l'ha dimostrato in tanti anni di attività nella nostra organizzazione, ma che al contempo sia evidente che sono fortemente sostenuti dall'organizzazione. Fa la differenza. In un momento complesso, difficile come quello che stiamo vivendo, con tutte le difficoltà che abbiamo affrontato e che ancora dovremo affrontare, è davvero importante che il gruppo dirigenti a tutti i livelli si senta assolutamente sostenuto per le grandi battaglie che abbiamo davanti, per i tanti traguardi che dobbiamo raggiungere, da un'organizzazione che sceglie
la strada di dimostrarlo il consenso e il sostegno e non di giocare a risico. Oggi non abbiamo né voglia né tempo per giochi diversi, è un momento di responsabilità e quando si sceglie e si sostiene un dirigente, come oggi voi avete scelto e avete sostenuto Ignazio, è un atto di grande maturità e di grande responsabilità dentro un'organizzazione e ci vuole tutta questa nostra responsabilità, perché alla fine premia. Se noi guardiamo e volgiamo il nostro sguardo non tanto lontano del tempo, almeno negli ultimi 2 anni di vita dell'organizzazione, e ripartiamo dal Jobat, uno sciopero generale indetto da 2 altre organizzazioni con, mi permetto di dire, le fabbriche e i posti di lavoro pieni, e non lo dico con soddisfazione, perché quando si abusa dello strumento dello sciopero generale alla fine se ne inficia la sua validità e la sua autorevolezza. Con noi che allora scegliemmo di fare 3 grandi incontri nazionali con i nostri delegati e le nostre delegate, assumendoci con loro impegni e traguardi da raggiungere in un clima non certamente facile, possiamo dire che dopo 2 anni il primo impegno, la questione vissuta in modo così forte dentro la nostra organizzazione, ma io credo anche dentro tutto il nostro paese, l'abbiamo portata a casa, che è la riforma della Fornero, della peggiore legge pensionistica del nostro paese. Se sino a 7-8 mesi fa qualcuno avesse detto che avremmo portato a casa questo risultato, difficilmente ci avremmo creduto. Sembrava impossibile rimettere in discussione quella legge con le sue caratteristiche, sembrava impossibile che l'Europa accettasse questo percorso, sembrava impossibile che il governo rimettesse in discussione l'età pensionabile e sembrava soprattutto impossibile che in un paese dove gli attori, spesso politici, istituzionali, sono spesso così intenti a spaccare le generazioni, che noi riuscissimo non solo a rivedere la legge pensionistica, ma farlo anche con un grande patto di solidarietà ritrovata tra le generazioni, in una materia così delicata e così importante per gli attori del lavoro come è la previdenza. Io tengo molto a questo passaggio, perché troppo spesso ascolto e leggo banalità fuorvianti su questo tema. Non è vero che noi abbiamo rivisto la legge pensionistica e il tema della previdenza guardando solo agli anziani, cosa di cui però non abbiamo proprio nulla da vergognarci. Parliamo degli uomini e delle donne del lavoro che da 16-17 anni hanno bloccato il potere d'acquisto della loro pensione fatta da contributi versati, non regalata da qualcuno. Ma non è stato solo quello è stato, io credo, un atto di equità straordinariamente importante, anche se non sufficiente a recuperare tutto quello che andrebbe recuperato. Noi con la flessibilità di uscita abbiamo cambiato un concetto che ormai sembrava assodato, accettato da tutti, e cioè che il lavoro è comunque uguale. Non c'è falsità più grande rispetto a questo. Il lavoro non è uguale né per i dati oggettivi, quando un'azienda chiude, tu hai 62, 63, 64 anni, il lavoro non è uguale per niente,
né per la nocività e la gravosità del lavoro e nemmeno per lo stato soggettivo, fisico di ogni singolo lavoratore e di ogni singola lavoratrice. Quindi aver fissato flessibilità di uscita e di farlo senza gravare sul futuro pensionistico di chi è più in difficoltà, di chi ha svolto il lavoro più gravoso, di chi ha perso il lavoro, di chi deve accudire anche lo stato di salute dentro la sua famiglia o deve pensare a recuperare per quello che è possibile parte della propria salute persa anche per la nocività del lavoro, io credo sia un atto molto importante che apre anche, almeno parzialmente, un po' le porte di posti di lavoro anche per i nostri giovani e le nostre giovani. Come credo sia assolutamente importante aver fatto da subito un'azione sulla previdenza che è fondamentale in modo particolare per i giovani e le giovani, che è il cumulo gratuito dei vari contributi, cosa che probabilmente per la mia generazione, non parlo per la generazione ancora prima, ma per la mia generazione che spesso ha avuto una stessa cassa pensionistica, può anche sembrare meno importante, ma per un giovane o una giovane che cambiano spesso lavoro, cambiano spesso cassa, qualità e tipologia di versamenti, oggi il cumulo oneroso significava, e nel futuro sarebbe stato ancora peggio, l'impossibilità di farsi carico di una spesa così importante per cumulare i propri contributi. Certo, molte sono le forze, quelle ufficiali e quelle meno ufficiali, che nel nostro paese non avrebbero mai voluto che noi riuscissimo a portare a casa un risultato come questo. Voi vi ricordate i vari discorsi, qualcuno anche in casa nostra. Non ce la faremo mai a cambiare la legge previdenziale, non ce la faremo mai a avere una piattaforma unitaria, non ce la faremo mai a portare a casa un risultato. Il governo non si confronterà con il sindacato e se si confronterà con il sindacato non saremo in grado di fare un risultato assolutamente unitario e positivo. E poi, in ultimo, non ci saranno le risorse per poterlo fare. 7 miliardi su questa partita io credo siano un segnale assolutamente importante di questi temi. E aver impostato questa nostra battaglia attraverso una piattaforma unitaria che è diventato un accordo unitario con un governo che sino a un anno fa riteneva fare gli accordi con CGIL e CISEUI una perdita di tempo, credo che sia un cambiamento che dovevamo al Paese e che siamo riusciti a portarlo a casa. Certo, c'è una seconda fase, il lavoro va avanti, parla per come utilizzare in modo diverso il coefficiente nella definizione di quelle che saranno le pensioni totalmente contributivo, altra cosa assolutamente importante per i giovani. Parla, non dico di recuperare i 17 anni persi di rivalutazione per le pensioni, ma di rivalutarli almeno fissando sul montante quello che si è perso, che è credo altrettanto importante, e passa, e questo è un tassello che stiamo ultimando, per la definizione di quelli che sono i lavori e quindi le categorie professionali che devono non dover finanziare nemmeno per un euro il proprio anticipo pensionistico. E anche qua lo stiamo facendo con un lavoro non semplice che si basa essenzialmente su dati oggettivi. Quanto è nocivo un lavoro,
quanto è percentualmente presente l'infortunio sul lavoro, la malattia professionale, quanto questo grava sul fisico delle persone, è, come dire, fortunatamente può essere anche misurato con dati oggettivi. E più noi saremo assolutamente ligi nell'individuare i dati oggettivi, più creeremo un clima di giustizia sociale di cui onestamente se ne sente davvero tanto bisogno. Non è finita qua, ovviamente. Voi ricordate bene, e qua andiamo anche nella memoria più recente, quando un anno fa, più o meno eravamo questi tempi, alla nostra assemblea organizzativa Squinzi venne da presidente di Confindustria, allora poi è stato sostituito dall'attuale presidente Boccia, dicendo: io ringrazio tanto la CISL per il lavoro che ha fatto, ma siamo in difficoltà a rinnovare il modello contrattuale. Addirittura i nostri colleghi, compagni di viaggio della CGIL e della UIL, nella figura dei loro segretari generali, vennero alla nostra assemblea organizzativa dicendo: non si parla di rinnovo di modello contrattuale in tempo di crisi, e il modello contrattuale si rinnova dopo che abbiamo rinnovato tutti i contratti, cioè mai. Noi anche lì abbiamo insistito, convinti che invece proprio in tempo di crisi, e proprio perché li vogliamo rinnovare i contratti, fosse indispensabile aprire questi tavoli. E siamo riusciti a portare prima la CGIL e la UIL dentro una piattaforma di proposta sul nuovo modello contrattuale, e poi ad aprire tutti i tavoli con tutte le associazioni datoriali. Rimaneva Confindustria, che nel frattempo ha cambiato il suo presidente. Leggete anche oggi le dichiarazioni: a metà del prossimo mese inizieremo il tavolo con Confindustria sul rinnovo del modello contrattuale, e nel frattempo con Confindustria abbiamo fatto 2 accordi assolutamente importanti, che a mio avviso sono già 2 pezzi rilevanti di quell'accordo. Come si gestisce insieme CGIL, CISL, UIL e Confindustria gli stati di crisi, come insieme si attivano ancora prima che lo facciano altri, compreso le istituzioni, le politiche attive del lavoro, e come attraverso accordi territoriali tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL si arriva alla detassazione del secondo livello di contrattazione, e quindi si mette un primo paletto fondamentale, indispensabile, su quello che Confindustria in tanti anni, da quando è nata, non ha mai voluto riconoscere, e cioè che questo nostro paese è fatto di pochissime grandi imprese, alcune medie imprese e tantissime medie e piccole imprese, per cui se la contrattazione di secondo livello non è anche territoriale, oltre che essere aziendale, noi continueremo a avere milioni di lavoratori e di lavoratrici senza la contrattazione di secondo livello. Anche questo è un aspetto che noi avevamo fortemente voluto dentro la proposta di modello contrattuale innovativo, e che lo stiamo portando a casa, prima con le altre associazioni datoriali, ma che lo porteremo a casa anche con Confindustria. Io credo che queste cose che stiamo facendo e questi accordi importanti, sia col governo che con le associazioni datoriali, faremo bene a non tenercele per noi. Un po' di altruismo e di generosità è ora che lo tiriamo fuori,
dovremmo andare dai nostri lavoratori e dalle nostre lavoratrici, ad esempio a spiegare in assemblee sui luoghi di lavoro, se unitarie meglio, se no anche come CISL, almeno con i nostri iscritti e le nostre iscritte, a spiegare bene il lavoro e il risultato. Se no, vincono tutti coloro che i 7 miliardi nei tempi avrebbero voluto che tornassero nelle tasche dei pensionati e dei pensionandi, e che continuano a dire che è una riforma che premia solo gli anziani, che è meglio che l'APE non si utilizza, che l'APE social non si capisce bene com'è. E allora, siccome non mi piace parlare dalla lontana, ma mi piace parlare invece alla vicina, quante assemblee abbiamo fatto sui luoghi di lavoro e sul territorio per spiegare il risultato che abbiamo portato a casa? Dagli occhioni direi pochi. Non mi serve un sì o un no, un una, un 1000, un 0. Bastano gli occhi per dire recuperiamo il tempo e impieghiamoci, perché in tempi di cattività fare accordi che portano nelle tasche della nostra gente 7 miliardi, fare contratti di secondo livello dentro le aziende sul territorio è faticoso ed è davvero difficile in tanti contesti, a partire dal vostro contesto, dalla Sardegna. E allora avere un rapporto forte con i nostri azionisti, che sono i lavoratori, le lavoratrici, i pensionati e le pensionate, è un diritto di ognuno di voi, ma è soprattutto un dovere da svolgere sino in fondo. Voi vi ricordate bene le cose che abbiamo deciso alla nostra assemblea organizzativa, e allora non predichiamole solo, facciamole anche, che significa avere un rapporto costante con i nostri iscritti e le nostre iscritte e fare della contrattazione di primo e di secondo livello, di quello col datore di lavoro, con l'azienda, come quella con i comuni, con la regione, e cioè la contrattazione sociale e territoriale è la nostra vera missione. Io ho detto molte volte ai datori di lavoro una cosa che ho detto molte volte anche dentro l'organizzazione. Noi abbiamo passato circa 2 anni ad avere il governo, i politici di maggioranza, i politici di opposizione, i vari finanzieri, quelli che ovviamente sono anche proprietari di televisioni, di giornali, i vari opinionisti, che continuavano a dire che i corpi intermedi non servono più, e lo dicevano talmente convinti che anche noi ogni tanto ci sentivamo in difficoltà rispetto al nostro ruolo, cioè un modo sicuro per perdere il proprio ruolo, che è quello di non esercitare, di quello di farsi intimidire, oppure di immaginare che una grande organizzazione come la nostra possa vivere di rendita. Non è così. Un'organizzazione come la nostra ha bisogno quotidianamente di farsi riconfermare la propria adesione dagli iscritti e dalle iscritte, e soprattutto di confrontarsi con loro per definire insieme percorsi, obiettivi e linee. E mi pare che finalmente un po' tutti abbiano capito tutto questo. L'hanno capito le associazioni datoriali, che in un primo momento immaginavano che l'indebolimento delle grandi organizzazioni confederali di CGIL, CISL e UIL potesse rappresentare una sorta di corsia preferenziale dei datori di lavoro nei confronti del governo. Hanno capito che così non è,
L'hanno capito la CGIL e la UIL, spesso con tentazioni, per cui lo sciopero generale diventa il vero obiettivo, non lo strumento, ma che hanno iniziato sia nella piattaforma per il modello contrattuale che poi nell'avvertenza sulla previdenza, quanto fatica abbiamo dovuto svolgere per tenere tutti lì, ma una fatica che ha avuto un suo compenso, che è l'accordo, che anche lì non basta la piazza, e quando la piazza è soprattutto piena di altri soggetti e non di lavoratori e lavoratrici, basta veramente solo per quell'ora, dopo un'ora nessuno se lo ricorda più. Quindi io credo che davvero si possa dire che abbiamo fatto un buon lavoro, e lo dico con orgoglio per la segreteria confederale, per le categorie tutte, per tutte le regioni, per ognuno di noi, perché è costato, ma che ha dato anche un grande risultato, che non ci deve assolutamente bastare. Noi abbiamo un'altra grande battaglia, noi l'abbiamo già buttata sul tavolo, richiamando le altre organizzazioni sindacali, quelle datoriali, ma anche al governo. Nel 2018, ai noi, avremmo voluto che già da oggi, in questa finanziaria, ci fosse questo risultato. Ci sarà però il cambio del sistema fiscale italiano, e siccome noi rappresentiamo il 95% di quelli che le tasse ripagano, e cioè il lavoro dipendente e i pensionati, noi abbiamo tutte le carte in regola, abbiamo proposta e abbiamo rappresentanza, per pretendere che il governo adotti lo stesso metodo di confronto e di percorso che ha adottato per la legge sulla previdenza. Nessuno può immaginare di cambiare il fisco senza interloquire e confrontarsi con chi più di ogni altro soggetto, i cittadini e le cittadine che non evadono e che pagano le tasse tutte sino all'ultimo euro, li rappresenta. E penso sia davvero importante che questo venga accettato. Noi andremo a questo confronto con una piattaforma che faremo di tutto per costruirla unitariamente, ma anche ricchi di 500.000 firme raccolte per un disegno di legge a iniziativa popolare, che ai noi avrebbero potuto essere molte e molte di più. Noi abbiamo raccolto firme sui territori, abbiamo raccolto firme molte attraverso l'attività dei nostri pensionati e delle nostre pensionate, ne abbiamo raccolte molte poche sui luoghi di lavoro. Eppure il tema del fisco, insieme al tema della previdenza, sono le due questioni che col lavoro rappresentano davvero il bisogno degli italiani e delle italiane. Anche qua dobbiamo recuperare quell'opportunità e quel tempo, perché se riusciremo a cambiare il fisco e lo cambieremo in modo da distribuire più risorse tra i lavoratori, tra i pensionati, noi faremo anche qua non solo un'opera di equità e di giustizia, ma mi permetto di ricordarvi, in un paese dove il 75% delle imprese, che siano manifatturiere o che siano di servizi, non fa alcuna differenza, produce per i consumi interni, avere un fisco meno pesante sulle buste paga e sulle pensioni significa davvero far ripartire i consumi. Se c'è una lacuna che da tanti anni il Paese ha avuto, è proprio quello di non agire in contemporanea sulla domanda e sull'offerta. Noi abbiamo bisogno di creare condizioni di vantaggio anche fiscale per quelle imprese che investono in innovazione, in strumenti innovativi, in ricerca, in innovazione. Non sono per niente d'accordo
con la mia collega della CGIL quando immagina che questo faccia comprare solo il tablet agli imprenditori. Non si fa innovazione se non ci sono strumenti innovativi nelle aziende, semmai creiamo un sistema di controllo forte perché questi soldi siano spesi bene, ma questa è un'altra partita. Ma dall'altra abbiamo altrettanto bisogno che questa innovazione, che questi investimenti, anche con agevolazioni fiscali, corrispondano a un fisco sulle persone che consente a quelli che noi rappresentiamo di acquistare prodotti di qualità, perché non c'è qualità di prodotto se non c'è qualità del lavoro. Guardate, sento troppo poco questa voce nel nostro paese. Uno degli elementi cardini della produttività delle imprese e di conseguenza anche della competitività del paese è la qualità non solo di quello che si produce, ma anche di come si produce. Tutto il dibattito di Industria 4.0 io vorrei si caratterizzasse molto rispetto a questo: quanto l'innovazione tecnologica può incidere certamente sulla qualità e la capacità innovativa del prodotto, ma anche sulla qualità del lavoro per gli uomini e le donne del lavoro. Quanto togliamo alla fatica fisica attraverso la robotizzazione e l'innovazione. Questo sembra un elemento di secondaria importanza, perché io credo che, come spesso succede, chi parla di produttività non abbia le idee chiare rispetto a cosa questo significa e di come questo può essere reso davvero uno strumento formidabile attraverso la contrattazione. Allora, investimenti infrastrutturali, ma anche un fisco che premia le imprese che investono in innovazione, ma che premia anche gli uomini e le donne del lavoro, una formazione e un aggiornamento professionale che rende competitive le imprese, perché forma e informa i lavoratori e le lavoratrici. Sono i grandi temi che noi abbiamo davanti e che dobbiamo portare a casa. Tutto questo ha bisogno di un grande protagonismo del sindacato confederale, di un grande protagonismo della CISL, che ha più idee degli altri e ci si spende di più degli altri, ma anche un grande protagonismo di quelli che noi rappresentiamo. Il tema della partecipazione è lì. Qualche risposta abbiamo iniziato a vederlo, anche differenziando i livelli di detassazione sulla contrattazione di secondo livello tra accordi partecipativi e imprese dove non c'è la partecipazione, almeno organizzativa, ma tutto questo non basta. Tutto questo non basta se non avremo anche qua sulla partecipazione una legge di sostegno, risorse anche qua fiscali premianti per le imprese e per i lavoratori e le lavoratrici che scelgono la partecipazione, per arrivare finalmente, questo sì, a guardare anche ad altri paesi dove le pratiche partecipative e le responsabilità partecipative hanno consentito di uscire prima e meglio dalla crisi sia aziendali che dalle crisi finanziarie, economiche e del lavoro complessive di quei paesi. E a proposito di Europa, io credo che spero tanto che l'Europa non perda l'occasione, anche nel giudizio sulla legge di bilancio del nostro paese, di dare un segnale chiaro non al governo ma ai cittadini e alle cittadine, che ha capito che deve cambiare. Come si può immaginare di non riconoscere l'eccezionalità e l'urgenza di finanziamenti e di investimenti per la ricostruzione, ma anche per la messa in sicurezza del territorio nazionale?
Guardate, ha fatto parlare per un po', per la verità ce la siamo già tutti dimenticata, la Brexit. Quanti altri paesi avrebbero poi emulato la Gran Bretagna nell'uscire dall'Europa? Io credo che non sia nemmeno necessario, guardate. Se l'Europa non cambia il suo statuto economico-finanziario e quindi non cambia il fiscal compact, se l'Europa non sceglie la strada degli investimenti, della crescita e del lavoro, ma continua nella miopia accecante di un'austerity fine a se stesso, non avremo bisogno di ulteriori cittadini e cittadine chiamati a dire vuoi rimanere o non rimanere dentro l'Europa. L'Europa si spegnerà da sola attraverso la xenofobia dilagante, il populismo dilagante, ma anche la scelta di non puntare sulla crescita, di non puntare sul lavoro e quindi di non riconoscere il primo dei diritti di cittadinanza in Europa come nel nostro paese, che è quello del diritto al lavoro. Quindi io spero davvero che l'interlocuzione con l'Europa faccia cambiare intanto l'atteggiamento dell'Europa nel confronto della nostra legge di bilancio, ma ancora più profondamente l'atteggiamento dell'Europa rispetto a un rigorismo di cui non ne se ne può più. L'Europa del rigore è l'Europa che muore. E io credo che noi a gran voce, senza alcun timore, dobbiamo dirlo con grande chiarezza. Noi abbiamo già visto i primi riflessi della Brexit. Il vostro segretario della FEMCA mi spiegava oggi le vertenze anche per l'azienda che produce gli altiforno, tra l'altro per l'ILVA, quindi prodotti venduti ad aziende italiane sul territorio italiano che qualcuno vorrebbe delocalizzare altrove. Abbiamo chiaro tutti cosa ha significato chiedere ai bambini italiani e italiane che vivono in territorio inglese, chiedergli se vengono dalla Campania o vengono dalla Sicilia o vengono dalla Calabria. Come abbiamo visto tutti in modo molto chiaro il risultato del referendum elvetico, quindi nella Svizzera, dove i cittadini e le cittadine di quel paese sono stati chiamati a dire, e ovviamente così hanno detto, se i lavori di più alta qualità, quelli più remunerati ma anche di status, di prestigio, era giusto che fossero anche assegnati ai migranti, alle migranti, ai transfrontalieri, primo fra tutti in quel paese gli italiani e le italiane, o solo invece attribuiti a cittadini e a cittadine, in questo caso svizzeri. Guardate, il sud del mondo è a seconda di dove ci si pone. Per noi il sud del mondo è l'Africa, per gli svizzeri e per gli inglesi il sud del mondo siamo anche noi. Allora cambiare l'Europa, cambiare le regole europee, non monetizzare come è stato fatto con Erdogan, tra l'altro, con le caratteristiche anche di quel paese, di quel modello politico, il fatto dei migranti, la gestione dei flussi dei migranti e delle migranti ha un significato chiaro che spacca l'Europa, spacca i paesi, ma che emargina anche noi a confini che non ci sono propri, di poco protagonismo a livello europeo. Quindi per fare tutto questo ci vuole una CISL che parli chiaro, che parli fuori dai denti, che non abbia timori e che non abbia strumentalità nelle sue proposte e che attraverso questa autorevolezza sappia anche coinvolgere le altre organizzazioni, quelle sindacali e quelle datoriali, e coinvolgere anche il governo
quello nazionale come quelli regionali, come quelli locali, le istituzioni a tutti i livelli, perché il cambiamento crei un paese, crei un'Europa che sia migliore di quella che è entrata nella crisi, perché quella che è entrata nella crisi era un'Italia profondamente diseguale, profondamente iniqua, incapace di affrontare i propri problemi strutturali, tanto che appena iniziata la crisi economica e finanziaria i punti di caduta ai noi sono stati rapidi, vicini e complicati oggi da risolvere. Quindi una CISL che faccia anche della sua unità interna un modo dialettico di confrontarci, ma che sappia anche poi trovare le capacità di sintesi per essere più pronta, più propositiva e più efficace ed efficiente nella salvaguardia dei nostri iscritti, delle nostre iscritte, ma anche nel contributo straordinario che dobbiamo dare alla crescita del nostro Paese. Poi oggi avete fatto un pezzo di questo percorso assolutamente importante, avete offerto a livello nazionale una brava dirigente, per cui vi ringrazio tanto, non solo Oriana ma tutti voi, avete scelto un bravo segretario generale, presto completerete anche ovviamente l'assetto di segreteria con una proposta di Ignazio. Io vi prego una cosa, lo dico in Sardegna come lo dico in ogni parte d'Italia. Noi in questi mesi inizieremo il percorso congressuale e lo iniziamo dopo 4 anni che hanno profondamente e drammaticamente per alcuni aspetti cambiato il mondo. L'hanno cambiato politicamente, l'hanno cambiato economicamente, l'hanno cambiato poco finanziariamente purtroppo. Non c'erano regole prima e continuiamo a non avere regole sui mercati finanziari. Ma l'ombelico del mondo non siamo più noi. L'Europa, la vecchia, stanca e un po' egoista Europa, come la definisce il nostro Papa Francesco, il mondo occidentale non è più l'ombelico del mondo della capacità di produrre in termini di qualità e quindi di competitività. È cambiato anche il mondo dal punto di vista dei confini geografici e ai vecchi fenomeni di terrorismo ne abbiamo conosciuto e ne conosciamo altri altrettanto pericolosi, forse anche più pericolosi, anche qua con una incapacità di quest'Europa troppo divisa e troppo egoista di giocare un ruolo di equilibrio nel mondo e quindi di pace nel mondo, come per tanti decenni nel passato ha potuto fare. È cambiato quello che produciamo e come lo produciamo. Sono cambiati i lavori, sono cambiate le professioni, cambieremo il modello della contrattazione. Abbiamo bisogno di un congresso che discuta di questo, non di bassa cucina. Abbiamo bisogno di un congresso che guardi in alto, non con giochi di forza, come ogni tanto vedo comparire all'orizzonte. Fortunatamente compaiono e scompaiono anche molto velocemente. Non possiamo permetterci di perdere tempo in cose inutili. Abbiamo obiettivi e responsabilità troppo grandi e troppo forti. Poi ci sarà ovviamente il momento elettorale dove ognuno di voi, ognuno di noi avrà la sua scheda, il suo giudizio sul gruppo dirigente e su ogni singolo dirigente, ma il dibattito e la traccia che dovremo seguire e la strategia che al congresso dovremo individuare deve essere conseguente a sapere che siamo una grande organizzazione, che siamo un grande gruppo dirigente, con una leadership diffusa. Guardate, la mentalità
dei leader grandi individuali ha prodotto nel nostro paese un indebolimento dei partiti, dei corpi intermedi e un'individuazione invece di volta in volta dei vari leader individuali, capi carismatici, che non mi pare, visto i risultati, abbiano contribuito in modo positivo alla crescita del paese. La CISL non ha bisogno di questo. La CISL ha bisogno di leadership diffuse dal livello nazionale al territorio, alle categorie, alle nostre zone. Ognuno di noi è leader nelle organizzazioni e insieme, attraverso un modello anche qua non dirigistico ma di lavoro orizzontale e di lavoro di squadra, noi riusciamo davvero anche in tempi molto complessi ad arrivare agli obiettivi. Io credo che noi dobbiamo cambiare questa mentalità comune che tanto danno ha dato al Paese. È lo stare insieme, è utilizzando sino in fondo il termine insieme che cresce una organizzazione. Quindi io credo che anche sul modello di come si sta in un'organizzazione, di come ci si confronta, di come si ha la capacità di essere innovativi per tutta l'organizzazione, noi davvero ci giochiamo un futuro di protagonismo o un futuro di retroguardia. Questo sia un bel valore aggiunto per la nostra esperienza e avanti con la CISL e con la CISL della Sardegna.